E ora andiamo a Pechino con la corrispondente Giovanna Botteri. Si è fermato solo 2 mesi durante la pandemia l'aumento di gas serra in Cina, il paese che produce 1/3 delle emissioni totali del mondo, più di Stati Uniti e Europa messi insieme, perché la Cina e la sua crescita economica dipendono dal carbone. Il presidente Xi Jinping annuncia che il picco di emissioni si avrà entro la fine del decennio, ma promette che entro il 2060 si arriverà a un tasso zero. Questo naturalmente incentivando macchine elettriche, pannelli solari, pale eoliche, ma anche e soprattutto con un sistema di crediti alle industrie che punisce chi inquina e premia invece chi si riconverte. E questo perché sono i cinesi a chiederlo, i cinesi che nel 2018 hanno visto quasi 8 milioni di persone morire prematuramente a causa dell'inquinamento. A te la linea. Anche Papa Francesco ha ricordato la giornata dedicata all'ambiente.